Holla holla, Abu Said Alifa. I poverini purtroppo sanno poco. Con la forza delle mani. Sì, le mani magnetiche che arrivano a uscire fino a 80 gradi calorie. E tu mi dicevi poco fa, tu sei completamente magnetico. Sei dalla testa ai piedi magnetico. Difatti ho notato un certo magnetismo. Appoggi il piede, dove c'è male il piede, ci posi il piede sopra, è la stessa cosa. Esatto, cioè uno si sente male, tu gli poggi il piede di sopra e non ha più niente. E arriva la caloria. Col piede, figuriamoci poi con le mani. Le mani. Hai curato molte persone fino ad oggi? Abbastanza, troppe. Cuore che non ragionano, li porto di nuovo al 100%. Tumore. Il battito cardiaco lo fai risultare? Il cuore io a 45 minuti di fermo lo porto a 60 battiti al minuto come deve essere. Esatto. Ne ho fatti 4, dopo fermi l'ho fatto partire, a 45 minuti sono arrivato a 60 battiti al minuto. Perciò non ho problemi. Ma ci sono persone che possono testimoniare una cosa del genere? Sì, perciò. No, c'è una persona che a mio figlio Canucci, che è un amico che fino ad ora ci ha telefonato un botte venere, che era manco 4 metri poteva fare a camminare a pere. Addirittura. Ora se ne va a caccia e perciò non ci può venire appresso. Cioè l'hai guarito totalmente? No, all'ospedale ci sono male. Cosa riesci a curare con il tuo magnetismo? Qualsiasi problema che esiste in cada persona. Può avere figli, vengono i miei e hanno i figli. Pure. Oh. Vedo che tumore, cioè, e c'è squadra. Le donne sterili o gli uomini sterili, tu riesci a guarirli pure? Sì. Importante. E ne a disco non esiste. Operano e ne a disco un capo di rotelle, vengono a casa, mettono a dita e non c'è niente. Addirittura. E ne a disco non esiste. Non esiste. Come la prostata non esiste. Loro la chiamano la prostata, ma non è niente, è un'infezione. Una volta mi sembra mi avevi detto che avevi preparato un infuso a base di erbe. Ora non lo faccio più, ce lo faccio fare alle persone stesse. Okay. Ci dico come lo devono fare, lo fanno. Dai la ricetta alle persone e se lo fanno loro. La ricetta se la fanno loro, perché secondo me è meglio. Se la fanno loro. Ci vuole tempo per prepararli. Io non ho tempo. Attrezzatura poi. Sì, io ci dico come la devono fare e se la fanno loro. Quindi tu dai una vera e propria ricetta. Ricetta, sì. Esatto. Anche se non sei medico, tu praticamente guarisci le persone e questo è un dono. Allora ascolta, come deve essere la tua donna ideale? Cioè le caratteristiche che deve avere questa donna, cioè, vai guardando naturalmente l'aspetto fisico, no? L'aspetto fisico, che sia simpatica, che sia affettuosa e che mi sappia amare, cioè, e la renderò felice. La cosa importante per te, la cosa importante principale che vai guardando è il carattere. Cioè non deve avere un carattere che ti accalappi, giusto? No, ti deve trattare bene. Certo. E deve andare soprattutto d'accordo con te e con la tua professione, perché la donna ti dovrebbe fare anche come infermiera, giusto? Come infermiera, e aiutarti nella tua passione. Sì. Perché quello che c'hai tu è una passione, giusto Antonio? Io lo faccio per aiutare le persone. Quanto tempo è che tu guarisci le persone? 6 anni. Addirittura. E in 6 anni quante persone hai guarito? Un mare. Perfino uno col trapianto medollo spinale. Addirittura. Quindi io penso che in questo momento qualcuno dei tuoi clienti che tu hai guarito ci vede, giusto? No, ci vedono, certo, perché già siamo in diretta già noi, no? Certo, in questo momento ci stanno guardando. Già se siamo in televisione direttamente? Certo, in questo momento siamo in televisione, a Televallo, e le persone ci stanno guardando e stanno guardando te, ti stanno conoscendo, quelli che non ti conoscevano in passato ti stanno conoscendo adesso e sanno che tu, guaritore delle persone, cerchi l'anima gemella, giusto? Di Mazara non ho guarito un mare persone, un mare, di tutti i colori. Fino all'altra volta mi hanno portato una parte, una dice è grave, arrivato là, ci ho messo le mani sopra e me ne sono uscito. Dice che c'è l'autore. Certo. Della fattura che ci hanno fatto sono lì dentro. Perché fatturata. Esatto, fatturato.
Cioè tu guarisci anche le persone fatturate. Sì, ma mentre dice, ci se no, tolgo il disturbo. Con l'IVA o senza IVA? Appena sono uscito ci ho detto a quello che mi ci ha portato che era il cognato, ci ho detto l'autore.